Successo esterno fondamentale per la Vigor per conti di Mosciatti, che per la 24esima del girone C Under 17 Elite batte il Giardinetti per 2-4 a domicilio, restando agganciato al treno per il primato in attesa del big match. Lalo Di Gianni, doppietta di Gianetti, gol per Fanciulli e Ardel decisivo. Pronti via e Vigor subito in vantaggio, è il sesto quando su un errore difensivo dei padroni di casa Gianetti ne approfitta in pieno, converge e realizza 0-1. Giardinetti che reagisce e al nono è pericoloso dalle parti di Jurgens, che interviene. Al decimo ancora Vigor e ancora Gianetti, che chiude l'1-2 con Ardel, iniziato proprio dal numero 8 destro, che termina sul fondo. Il pari è un gioiello di Spunticcia al 20esimo, sta affilata su punizioni di destro, sfera sotto l'incrocio e 1-1. Complimenti. Il gol smuove il match con padroni di casa vicini al 2-1 poco dopo, con Giuliani a tu per tu con Jurgens che ci mette una pezza. Ad inizio ripresa subito Vigor in attacco al quinto di Felice, invita Gianetti che si sposta la sfera sul sinistro e prova il pallonetto. Conclusione, fuori di poco. Al 20esimo prova ancora Federico Jurgens dall'altra parte, palla in calcio d'angolo. Il match cambia davvero al minuto numero 22 con il doppio giallo in Flitta Cup e Giardinetti che resta in inferiorità numerica. Con un uomo in più la Vigor torna in vantaggio e Ardel a trovare il gol decisivo, prima con una conclusione che termina alta sopra la traversa, poi con il destro che va sotto l'incrocio, l'aiuto della traversa, ed è 2-1 in favore della Vigor per conti. Blaugrana che con gli spazi provano con Duracci, palla deviata ancora in angolo, mentre al 39esimo il match si chiude. Ancora Ardel, stavolta in versione assist man, palla a Fanciulli che in tapin non può sbagliare, 1-3. Sembra finita, ma su punizione mischia in area è Giardinetti che con orgoglio e carattere trova il 2-3. Infine al 44esimo ancora Gianetti, splendida conclusione di destro sul secondo palo, 2-4 e doppietta personale per il numero 11 Blaugrana. Dopo il recupero il match termina praticamente qui.